Von der Leyen, Ucraina, democrazia solida, siamo favorevoli alla sua candidatura nell'Unione. Adesso la parola al Consiglio europeo. Zelensky, una giornata storica per il mio paese. Putin, vigileremo, folli le sanzioni occidentali. ONU, crisi umanitaria nel Donbass. Il presidente americano Biden, senza l'intervento dell'Occidente per fermare Putin, l'Europa sarebbe nel caos. Nuova stretta energetica da Mosca, la Francia non riceve più gas, dimezzate le forniture per l'Italia, le strategie alternative. L'omicidio di Elena, l'ho uccisa da sola, ripete la madre al GIP, ma nella sua versione restano tanti punti oscuri. L'emergenza siccità sarà un altro weekend di afa, in alcuni comuni piemontesi arrivano le autobotti, gli effetti su agricoltura e allevamenti. A 91 anni addio a Jean-Louis Trintignant, mitico attore del cinema francese, fece storia in coppia con Vittorio Gassman nel Sorpasso, indimenticabili i suoi film Da un uomo e una donna a Z, l'orgia del potere. Buonasera dal TG1. L'Europa apre la porta al futuro ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Ucraina merita una prospettiva europea, ha detto la Presidente della Commissione Von der Leyen. E questo proprio nel giorno in cui il Presidente Putin torna a lanciare un violento attacco all'Occidente. L'Europa, dice dal Forum economico di San Pietroburgo, ha perso la sua sovranità. La Russia è più forte che mai. In un'intervista all'AP risponde il Presidente americano Biden: se non lo avessimo fermato, Putin avrebbe seminato il caos in Europa. Ma andiamo subito in diretta